finalmente di nuovo Cucina Sicola. Finalmente, ben trovato Andrea. Dove siamo. ti porto? Non lo so. Ti porto in tutta la Sicilia. Beh, sai, ho visto che questo qua è Dovische questa ricetta. Vero? Hanno detto che è di a Di casa. Mataluglie. Sì. Sapete cosa sono? Lo sapete? Ora noi ve lo facciamo vedere. E infatti è una cosa semplice. Molte volte succedeva che magari si finiva il pane. Sì. E allora si cercava di fare questa ricetta perché è più facile a cucinare, anche se lo stesso vuole alimentato. E sono diciamo tradizioni. Per esempio in Agio, quando facevamo pane, si metteva da parte un pane apposta per i picceridi, per fare i matalugli con zucchero. Noi la nostra tradizione è con zucchero, ma c'è anche chi ci mette il sale e l'origano, così. Certo, a questo discorso con base, perché chi dà luce sono belle appunto anche se si fa il pane. Quelle col sale invece è ottimo sostituto anche per il pane se non c'è. Insomma, è una ricetta facilissima. Andiamo a vedere cosa ci serve. E niente, che ci vuole? Ci vuole la farina di semola rimaginata. Tutta, lievito, mezzo chilo, 10 grammi di lievito di birra, un cucchiaio di zucchero che io vado a sciogliere qua, che aiuta la lievitazione, e l'acqua. E poi mettiamo anche un po' di sale. Sì, certo, un po' di sale lo mettiamo. Sì, certo, il sale ci vuole. Prima di impastare, insomma. Sì. Questa parte, la parte lievitante, quella sì. La parte lievitante, la parte principale che metteremo e poi insieme. lo mettiamo così di lato, diciamo 10 grammi. Perfetto. Allora, tutto a posto. Andiamo a vedere da vicino come si fa. Ora Luisa, vogliamo mettere le mani in pasta. Vai. Allora, facciamo saputare. Fai la conca. La conca. Allora, si mette un po' di acqua qua e poi si mette un cucchiaino, io metto mezzo cucchiaio di zucchero insieme al lievito, perché si deve sciogliere. Ok, quindi il sale già è qua. E tanti ne dicono, ma sta farina di semola che cos'è? Non è il semolino. Vero. Non è il semolino. Sì. È la farina per fare la pasta fresca. Sì. La farina di semola rimacinata. Noi qui nel ragusano è facilissimo. È ovvio quando una dice fa a semola. C'è questo il semolino è un'altra cosa. No, il semolino è vado? Vai, allora, pronti? Questa volta vai Andrea. Luisa dovrà sopportare a me che è impasto. Mani in pasta. Vabbè, una sola intanto. Facciamo rapprendere un po'. E già, vedi, ha preso tutto. L'impasto deve essere un po' morbido. Allora, io faccio così. Vai, metti ancora acqua. Certo. Andiamo a prendere. Andiamo di acqua. Un po' così. Per mezzo chilo di farina io vado a mettere 600 ml di acqua. Un altro po' d'acqua ci va ancora. Sì, Andrea, certo. Raccogliamo, non solo rapiamo. E ok. Vediamo, prenderà forma? Certo. Sì, sì. Allora, il sale l'abbiamo messo. Tutto. E poi c'era qualcuno che zucchero. Quando realizzavo questa ricetta, se non avevo lievito, tu ci metteva un bicarbonato. Beh, può essere, sì. Però quelli col bicarbonato vengono troppo asciutti, vengono... Perché non c'è un lievito. Vengono un meglio po' metterci bagnati. un pochino di lievito. Perfetto. Eh sì, avete visto il video che siamo stati a Trapani, ma che bella esperienza, divertiamo con quel ragazzo, bellissimo, bellissimo. Lo mettiamo qui così lo andate a rivedere se ancora non l'avete visto. Seguiteci, perché Cucina Sicola è davvero siciliana. Ma chi lo doveva dire? Bella esperienza? Sì, bellissimo, ma poi che brave persone che abbiamo trovato, una famiglia, va? Una famiglia. Allora, un altro pochino d'acqua. Sì, così. Andrea. Chiudiamo. Ovviamente acqua tiepida. Ok, ci mettiamo le idee su. Sì. Vabbè, io sono abituato sempre che metto olio dappertutto nell'impasto, ma olio non ne serve. No, olio non ne serve in questo. Non ne serve. Quando Luisa poi ci metterà a mano, prenderà. No, ma ci siamo. Bravo, ma ci siamo bravo, vai, dai. Ok, ma ha lasciato spazio. Ora di gomito, vai Andrea. Ora faccio una live. Bravo Andrea. Allora, ragazzi, un attimino ancora, raccogliamo tutto. Io metterei l'acqua, ma metterei un po' di acqua nelle mani, come si dice. Bagnati in mano. All'antica. Ora basta. Ora sì. Se poi è troppo, poi ci scivola. Ora l'impasto noi ci mettiamo a lievitare. Sì. Un'oretta. Sì, certo. E poi dopo facciamo i matalugli. Perfetto, quindi bellissima ricetta. Buona, cose semplici, cose rustiche, ma soprattutto siciliane. Soprattutto siciliane, perché io lo darei per scontato
perché la gente conosce i matalugli, ma invece no, perché io un po' di tempo fa ho fatto una live mentre che faceva un pane, no? Sì. Poi abbiamo fatto apposta mettere relato un panuzzo e frillo, fare i matalugli. La gente dice, ma che stai facendo? Ma come? Cioè, per me era normale, però la gente non lo sa. E allora oggi vi facciamo vedere come fare i matalugli. Che dice, ma è una cosa sfiziosa. Ma di oggi che faccio? Due matalugli. Allora, questo impasto, ora se un attimino lo facciamo riposare, poi sarà ancora più sottile, sì, più facile da lavorare. Lo mettiamo noi. E ci fermiamo, anche perché siamo in un periodo non proprio caldo, quindi un attimino aspettiamo. Noi lo mettiamo a lievitare e poi faremo le mataluglie. Ok, allora Luisa, ma che già hai finito? Allora, diciamo che questa è metà dell'impasto, perché c'era la necessità di farli, quindi l'impasto questo qui già è lievitato. Sì. Quindi le dosi che noi vi abbiamo dato è per realizzarne all'incirca mezzo chilo. Mezzo chilo, ne vengono una trentina. Che? Dipende dalla grandezza, poi dipende quando surranno. Certo, dipende dal padellino dove li andate a friggere. Quindi... Vedete, l'impasto è bello soffice, guardate il rumore. Perfetto. Ottimo. Lo copriamo e ora facciamo i matalugli. Quindi per decidere la misura di queste mataluglie, che sono come delle piadine, diciamo, sono le piadine siciliane, no? Sì, la piadina siciliana. Ecco, li dobbiamo fare in base al nostro pentolino. Quindi se li volete fare più grandi non ve lo consigliamo, vi consigliamo di farle massimo 15-16 cm di ora li faremo, vi facciamo vedere. E siamo pronti. Ok. Mettiamo la padella in opera qua. Ok, con un po' d'olio e non servirà niente. Di semi leggeri. Ok. Allora Luisa, quindi iniziamo. Facciamo qualcuna già di dimostrazione e poi magari verso la fine ne mettiamo ancora altre. Allora io faccio così, io faccio così, praticamente stiro un pochino qua, perché poi una parete ora gonfiano, perché devono gonfiare. Ma soprattutto non mettere farina, se volete un pochino, perché la farina poi è sgradevole, perché si sporca l'olio. Allora, se non c'è bisogno, io ora le devo fare a rannicero padellina. Ok, quindi lo spessore è chiddu. Ora glielo facciamo vedere così. Ok, e si possono magari mettere una dietro l'altra, li mettiamo magari qua. Se ci può mettere la mappina. La mappina, ma che è la mappina? Ma infatti, il siciliano non scordiamo, che pure mettiamo a combattere. Allora, ci mettiamo la mappina. Di sotto o di sopra? Così. Ok. E quindi continuiamo a farlo. Continuiamo. Ok. Quindi davvero una cosa semplicissima. Sai, alcune volte... Puoi fare tu? Sì. Tieni. Allora vado. Quindi qua abbiamo un manubrio. Sai che faccio io? Ora non lo so. Tu come dici di farle? Con lo zucchero o con il sale? Ma anche neutri. Neutri? Tipo con... No, facciamole con zucchero. Secondo me con zucchero è meglio, anche perché... Poi si preparo lo zucchero. Allora, perché prima facciamo asciugare una carta assorbente e poi passiamo uno zucchero. Sì. Facciamo belle. Allora, ma si possono fare pure con stampo, no? No, bello è che una serie tutto uno diverso dall'altro. Poi già su gli stessi. Ma mi stai venendo voglia di pizza? Continuiamo, a dopo andiamo a friggerli. Quindi ci siamo, ragazzi di Cucina Sicola, picciotti belli. Queste sono di diverse misure. Adesso cosa facciamo prima di andarli a friggere? Allora, prima ci a dare un giro, guarda Andrea. Così facci vedere. Così. Ecco. Bello, allarghiamo. E questo è più importante di come si stende. Perché... E poi? Vai. L'olio è caldo. Dolcemente, non perché non a bruciare, Vedete, piano piano già ci sono le bolle, Andrea. Mamma mia, impasto perfetto. Ma soprattutto, ecco, c'è anche... Oggi parlavamo con Luisa di un'altra ricetta. Ecco, anche che uno fa un effetto sfogliatura. Quindi molto importante col mattarello andare bene a farlo. Poi come ora si dora, lo giriamo. Sì. E poi lo scogliamo e mettiamo lo zucchero. E poi appena è freddo, un po' più freddo, mettiamo lo zucchero. Quindi vi facciamo vedere questa prima e poi vi lasciamo a voi la gioia di farla a casa. Ancora qualche minuto, all'incirca dovranno stare un 3 minuti nel pentolino. Non mettete l'olio, non mettete la fiamma troppo alta perché poi si bruciano e poi sono crude. Che spettacolo, intanto facciamo una bella foto e Luisa lo gira. Ancora è un po' lentino. No. Allora, ci siamo? Sì. E guardate che bella. Wow. E adesso andiamo a continuare a farla cuocere. Allora, vedete, già abbiamo sfornato qualcuna, ma continuiamo
Quindi si ci fa il giretto, si mette direttamente qui e serve anche il cucchiaio, perché quando al centro incomincia a essere troppo gonfia, si mette un po' di olio. Mi raccomando, adesso lasciatela qui una trentina di secondi, girate e poi completate la cottura. Quindi l'olio né è freddo né cavolo. Mamma mia, che sciauro. Ciao. Sciauro. Questa qua la passiamo nello zucchero semolato, E nel frattempo questa sta scoppiando, adesso fare in modo di non bruciarsi. Scusa, ma che è successo? Ma che c'è l'Etna? Un vulcano, uè! Va bene, perfetto. Vedete quanto gonfiano? Sono bellissime. Che spettacolo. Allora Luisa, quindi l'ultima è sempre la più buona, la più bella. Buonissima, bellissima. Vedete, guardate che spettacolo, proprio da foto. Adesso si fa un attimino raffreddare e poi zucchero. Ok, quindi si direi prende. Anche ora. Sì, e si va. Così. E qui generalmente c'erano i bambini, i piccirilli. L'assaggio dei bimbi. Aspettavano voce, mia. Spettacolare. E qui sono tutte insieme. Che ora belle. poi le sistemiamo. Okay. Bene, allora queste mitologhe. Vabbè, ci sono tanti. Allora, io penso che miti. Mitilugli. Boh, vabbè, cercatelo voi. In Sicilia tutte cose prendono forma. Dobbiamo dire una cosa, che sono buone. Allora, Luisa ha deciso i ficciarucci, picciuette non avevamo deciso chance. Con lo zucchero. Cosa rucci? Allora, massaggiare, io sono a dieta. Vabbè, assaggiamo. Luisa, cosa vuoi dire? Ma tanto la ringraziare questi follower. Con la forbice. Ah, ma cutello, aiuto, Diamolo capo. Allora, ringraziamo tutti veramente. Ma picciotti siete troppo speciali già, ma poi di settimana in settimana centinaia, grazie a tutti. Grazie, non vediamo l'ora. No, è troppo grande, sono a dieta. Allora, vogliamo assaggiare questa. Allora, intanto all'interno vi faccio vedere, ma vicino, perché vedere. È importante fare vedere l'interno. Guardate qua, è perfetta, vedete, è asciutta, non è bagnata, quindi veramente deliziosa. Quindi mi tocca assaggiare. Io però faccio fede, perché qua siamo in pubblico, non è che poi dicono che sono a dieta e dici che non è vero. Assaggiamo! Ma che entusiasmo! Bozzudo! Ma come fa? Ma meno male che con un bozzudo, se no c'è un piatto. Buono. Allora Andrea, come dire? E quando si dice pare che non ha manca niente, perché è giusto. Giusta, perfetta. Io mi sto affogando. Ora ci mettiamo un po' di acqua, solo acqua. La parla. Buonissime, deliziose. E quindi facciamo un piccolo riassuntino. Quindi farina solo di semola, poi facciamo lievitare giusto, non esagerate perché non serve lievitare la sacchia. E poi avete visto come friggerli. L'olio né troppo caldo né troppo freddo. E mi raccomando, state attenti a non bucarle man mano che li girate. Ma Luisa è più comodo. Vabbè, picciotti, io... Che salutiamo? Che dici? Ok. Basta. Parla che io mangio. Va bene, finiamola. Allora, vi ricordiamo sempre il progetto, no? Perché anche questa ricetta farà parte delle 40 ricette siciliane che ci saranno nel libro di Cucina Sicura, che man mano vi sveleremo. I video continueranno 2 volte al mese perché non ci vogliamo stressare, anche perché poi vi piacciono così tanto, ve li rivedete, giusto? Certo. Ma ci potete trovare sui nostri social. Le ricette di Luisa su tutti i canali social. Ecco, soprattutto con le live, perché c'è Azia Turidda, Cuoco contadino. Azia Turidda, sei tornato a Mazzarrone. Ora vieni. Sto tornando. E poi a me mi trovate soprattutto su YouTube, ricette flash, ma sono anche negli altri social. Quindi grazie a tutti, un forte abbraccio e ci vediamo. Ci vediamo presto. Mi raccomando, commentate, scrivete anche voi le vostre... Carissimi, alla prossima, ciao! Salutiamo! Non si può parlare, Sta bene.